Alcune domande hanno ricevuto risposta dal faccia a faccia a Padova tra gli ispettori del FIR, il fondo indennizzo della Consap, chiamato a risarcire i risparmiatori truffati dalle banche, e le associazioni che li rappresentano. Primo punto fermo: nessuna domanda, neppure le 4.000 già inviate, sarà cancellata. Tutte le domande vengono salvate. È importante la precisazione che in caso di mancanza di qualche documento o di imprecisione, la Consap poi prende contatto, appunto manda un'email con cui si invita a regolarizzare la documentazione. Tirato un sospiro di sollievo dopo le voci girate con insistenze di possibili cancellazioni, molti i dubbi chiariti. Sono state chiarite alcuni aspetti per quanto riguarda la rivalutazione e le azioni ereditate, quindi le successioni. Quindi adesso diciamo che abbiamo tutte le indicazioni per procedere con la massima tempestività. Alle associazioni un'altra buona notizia: per la presentazione della domanda c'è più tempo. La legge di stabilità ha previsto lo slittamento, quindi la proroga di 60 giorni per la presentazione della domanda, quindi il termine ultimo ad oggi è fissato nel 18 aprile del 2020 di quest'anno. Tutte le domande già inviate, nessuna delle domande è stata cancellata o si è perduta, tutte le domande sono archivate in cloud, quindi verranno tutte analizzate, tutte istruite e tutte esitate. Per qualsiasi dubbio il punto di riferimento è il portale del FIR. Dagli ispettori un invito ai risparmiatori: controllate regolarmente l'indirizzo di posta elettronica scritto nella domanda. Trasparenza sulla burocrazia, ma la richiesta resta ferma. Noi abbiamo sollecitato Consap a iniziare i pagamenti delle pratiche che hanno già verificato, cosa che faremo anche col governo.